Spettatori di 7 Gold, siete sul canale 15 del Digitale Terrestre, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Siamo arrivati ormai a questa fine stagione abbastanza impegnativa, stagione che si concluderà, come tutti ben sanno, giorno 18 di giugno al Teatro Regina Margherita con la 12ª edizione della passerella proprio più importante del calcio dilettantistico siciliano, ovvero i Penalty Awards. Nel frattempo si sono giocati anche i play-out del campionato di Serie D, si è giocato anche il play-off sempre del campionato di Serie D e si è giocata anche la finale per quanto riguarda i play-off del girone B del campionato di eccellenza. A parlare di calcio dilettantistico oggi un allenatore vincente, l'allenatore del Milazzo Calcio, Angelo Bognanni. Ciao Angelo, ben trovato. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito, Ettore. Sei come al solito con un sorriso larghissimo, a dimostrazione che insomma dopo tanta adrenalina, dopo tanto stress, adesso c'è un po' più di serenità, campionato portato a casa, credo anche abbastanza meritatamente. Sì, io di mio già sono molto positivo, poi quest'anno siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario e questo mi permette di avere un bel sorriso. Una stagione importante, una stagione lunga, una stagione intensa. Non siamo partiti con i favori del pronostico. E questo l'abbiamo sempre detto anche all'interno di Penalty. Molti addetti ai lavori ci davano, in virtù del budget, dell'obiettivo iniziale, dalla costruzione iniziale, ci davano tra il quarto, quinto, sesto posto. E invece? Invece con il lavoro, il sacrificio e la realtà che dico sempre io, la realtà è il campo, siamo riusciti a fare qualcosa di straordinario. Abbiamo le immagini in questo momento in onda che riguardano questo ultimo big match, volendo, importantissimo contro la Ionica. Una partita che era difficile proprio perché la Ionica intanto si trovava in una posizione certamente negativa, non per niente poi è scivolata nei play-out, addirittura poi perdendoli, ma soprattutto perché voi avevate anche un orecchio su quello che succedeva anche a Modica, no? Sì, un po', il mio staff pensava un po' alla partita di Modica, il risultato di Modica, ma io e i giocatori ci siamo concentrati soprattutto sulla nostra partita perché eravamo a +2 prima della partita, quindi noi eravamo i padroni del nostro destino. Certo. Sapendo che vincendo quella partita avremmo vinto il campionato, quindi ci siamo concentrati su quella partita. È stata una vera battaglia perché la Ionica si giocava la salvezza e alla fine, grazie, ripeto, sempre al grande lavoro dei miei giocatori, che è i veri protagonisti di questa grande stagione. Lo hai sempre sottolineato in tutte le interviste che hai realizzato. Ma è la realtà, è la verità, perché quest'anno siamo riusciti a costruire un grandissimo spogliatoio, uno dei migliori della mia carriera. I ragazzi hanno fatto davvero di qualcosa di straordinario. C'è un grande bene che ci lega, una grande stima che ci lega e ci legherà per sempre. Certo, e queste sono in fondo quasi sempre le caratteristiche giuste poi giustamente per portare a casa un risultato insperato, no? Perché nessuno, come hai detto bene tu, si aspettava un Milazzo che, volendo, già dalla prima giornata aveva fatto capire che era sul pezzo e che sarebbe stato difficile per tutti insomma batterlo. Siamo stati primi in classifica dalla prima partita, dal primo minuto che abbiamo fatto gol con l'Aci Sant'Antonio. Da lì in poi abbiamo sempre mantenuto la testa della classifica, tranne in 2 partite in cui il Modica ci ha superato. Però sono sempre stato fiducioso e sereno perché conoscevo il lavoro che faceva la mia squadra. Una grandissima tifoseria che ci è stata vicina sempre, una società che ci è stata vicina e non ci ha fatto mancare niente, quindi c'è stato proprio l'alchimia della situazione, quella stagione perfetta, e grazie al mio splendido staff molto professionale siamo riusciti a sovvertire ogni pronostico. Sovvertire ogni pronostico è la parola giusta. Tra l'altro sottolineerei pure che probabilmente la grande svolta è stata la vittoria a Modica, dove vi siete praticamente inventati una vittoria meritata, sì, con grande merito e anche con grande sofferenza. Lì probabilmente quei 3 punti vi hanno fatto prendere consapevolezza di essere forse più determinati di tante altre squadre. Siamo sempre stati fiduciosi e consapevoli della nostra forza, però c'è stato un periodo che venivamo di un periodo che abbiamo fatto 3 pareggi, lì il Modica un po' ci ha scavalcato. Sì. Quella partita, quella vittoria a Modica ci ha dato la consapevolezza finale che eravamo veramente più forti. Quanto pesava quel pallone di La Spada sul dischetto? Quel calcio di rigore di La Spada, c'era tutta la stagione lì. E poi Giuseppe, come tutti i suoi compagni che sono grandi uomini e grandi giocatori, hanno dimostrato anche in quell'occasione di essere persone davvero spettacolari. Vedo che ogni volta che parli dello spogliatoio il tuo sorriso rispunta, a dimostrazione che veramente hai creato questa
alchimia talmente forte che è diventata veramente forse Sì. che non si potrà mai sciogliere. Ed è difficile pure spiegare, perché era un piacere lavorare insieme, era un piacere stare insieme. L'allenamento alle 3, io al campo ci vado sempre 2 ore prima, aprivo insieme al magazziniere le porte del campo all'1, mi trovavo i giocatori all'1 al campo, l'allenamento alle 3. Quindi questo succede solo quando Che c'è... bella alchimia, insomma. Questo no? succede quando c'è quel bene, quella voglia di stare insieme, quel divertimento puro, che poi insieme ai sacrifici e il lavoro sul campo ci hanno dato questo splendido risultato. Ritorneremo chiaramente a parlare del Milazzo poi nella parte finale della nostra trasmissione, perché adesso affrontiamo la Serie D, quella che insomma meritatamente hai conquistato a Milazzo. È stato un campionato difficile, lungo, si è deciso praticamente negli ultimi 90 minuti con questa vittoria credo anche abbastanza meritata del Siracusa nei confronti della Reggina, che adesso si gioca un possibile ripescaggio nei playoff. Pertanto apriamo subito la pagina della Serie D. Tutte partite importantissime, quelle che si sono giocate domenica. Guardiamo subito una schermata per renderci conto di cosa è successo. Per quanto riguarda la pool scudetto, la vittoria fuori casa del Siracusa 3-1 contro il Casarano. Per quanto riguarda invece i playoff, vittoria per Reggina 1914 2-0 contro la Vibonese, così come la Scafatese che vince anche lei in casa 2-0 contro la Rivelazione Sambiase. Per quanto riguarda i play-out, purtroppo lasciano la Serie D il Licata Calcio che cade a Favara 2-0 contro la Castrum, così come è andata male per il Città di Sant'Agata, addirittura in vantaggio di 2 reti nei confronti del Città di Aciriale, che nella parte finale ha insomma riequilibrato l'incontro e per il miglior piazzamento nella classifica della stagione regolare porta a casa la permanenza in Serie D, mentre ritorna mestamente in eccellenza il Città di Sant'Agata. È stato certamente un campionato difficile. Una battuta su questo Siracusa, che impressioni ti ha dato? Che volontà ha effettivamente questa società di costruire un progetto che potrebbe portare addirittura anche a categorie superiori, oltre la Serie C? Sì, il Siracusa è una bellissima piazza, c'è un grande presidente, una buonissima società, hanno grandi ambizioni. Quest'anno hanno vinto un campionato difficile, perché quest'anno il campionato di Serie D, Girone I, forse è uno dei più difficili degli ultimi anni, per la presenza di molti derby, per la presenza di grandi squadre, per la presenza anche della Reggina. Sì. Quindi questa vittoria del Siracusa di un punto sulla Reggina ha un grandissimo peso C'è specifico. tanta amarezza perdere un campionato per un punto. Perdere il campionato per un punto sarà molto doloroso per la Reggina, quindi questo va ancora di più a innalzare ed evidenziare la grande impresa del Siracusa, perché ha fatto davvero una stagione straordinaria in un campionato difficilissimo. È vero. Tra l'altro è partita bene anche per quanto riguarda la situazione legata alla pool scudetto, andando a vincere contro il Casarano per 3-1. Guardiamo il servizio. Uno straordinario Siracusa espugna per 3-1 il Capozza di Casarano, dove nessuno aveva vinto quest'anno ed era imbattuto da un anno. La gara, valevole come triangolare sud della pool scudetto, vede gli azzurri subito protagonisti con il primo tentativo dopo 5 minuti su calcio di punizione di Longo, con la palla però fuori di molto. All'8° l'ex Teio per Saraniti, che clamorosamente al volo però manda la sfera al lato. Al 19° conclusione da fuori di Candiano, che però svirgola la sfera. Al 24° il centravanti di casa Andrea Saraniti trova un grande Silla pronto alla risposta. Al 25° gran recupero di Puzzone per Di Paolo, Fernandez mette in angolo. Al 27° il Casarano passa, il cross di Caiazzo, centro area c'è Ferrara che tocca e mette alle spalle di Silla. 1-0 per la squadra di casa.
Al 33esimo la squadra di casa può raddoppiare ancora con Saraniti, ma il sinistro del centravanti rossoblu finisce fuori. Al 37esimo fuga di Mimmo Maggio verso l'area di rigore avversaria con il cross che viene parato dal portiere brasiliano Fernandes. Grande azione del Siracusa al 40esimo che porta al pareggio. La conclusione finale di una splendida azione è del giovane Sebi Di Paolo che con un gran sinistro trafigge, seppur con una deviazione, il portiere di casa. Al 43esimo ancora Siracusa vicino al vantaggio con una splendida azione di Longo con il pallone che viene deviato con la mano di richiamo dal portiere Fernandes. Il primo tempo si chiude così. La ripresa si apre subito col Siracusa pericoloso dopo un minuto. Longo, il suo destro, viene rimpallato e Fernandes può mettere in calcio d'angolo. Risposta locale al secondo minuto con Caiazzo che clamorosamente involandosi manda la sfera altissima. Al settimo minuto il Siracusa con una rasoiata di Longo con la palla che si perde di poco fuori. Al 13esimo entra Russotto per Longo e al 15esimo l'attaccante Retuseo su calcio di punizione manda la sfera al lato. Al 25esimo Turati manda in campo Convitto per Maggio. Al 29esimo ci prova Russotto da fuori con la palla che finisce al lato. Al 32esimo Super Silla, portiere Retuseo su Perez, entrato in campo con l'altro bomber Malcore. Al 34esimo esce Sus per infortunio, al suo posto entra Falla e al 38esimo il Siracusa si porta in vantaggio con un Eurogol di Roberto Convitto a giro con la sfera che si spegne all'incrocio dei pali. Sostituzioni a Retusè al 40esimo a quadro per Candiano e al 44esimo l'esordio di Carbone per Di Paolo. Silla salva il risultato al 47esimo in maniera straordinaria sul bomber Malcore e allora gol sbagliato, gol subito perché Convitto al 48esimo se ne va sul settore di sinistra, entra in aria, il suo cross viene intercettato con le mani dal serbo Milicevic, rigore netto. Calcio di rigore netto che Andrea Russotto trasforma spiazzando il portiere di casa. Poi un'esultanza esagerata dell'attaccante Retuseo permette all'arbitro di tirar fuori il cartellino rosso macchiando la prova dell'attaccante Retuseo. Finisce così 3-1 con il Siracusa che mette una seria ipoteca per il passaggio del turno. Mercoledì ci sarà l'altro match fra Guidonia e Casarano, domenica prossima al De Simone il Siracusa in casa contro il Guidonia. Complimenti dunque alla Siracusa che continua il sogno pool scudetto, chissà, magari potrebbe arrivare anche questa giusta gratificazione, soprattutto per un gruppo che ha veramente lavorato tantissimo durante tutto l'anno. Parliamo invece dei delusi, parliamo della Reggina che ahimè per un punto perde la possibilità quantomeno di giocare uno spareggio, però è anche vero che va ad affrontare un discorso legato ai playoff con una mentalità giusta perché Trocini insomma ha resettato tutto l'ambiente, attualmente in questo momento è prima per i ripescaggi. Non si sa però se ci saranno, quindi la delusione potrebbe essere doppia anche quando eventualmente vincendo i playoff poi non ci sono i requisiti per andare in Lega Pro e lì sono guai perché poi insomma resettare di nuovo per una nuova stagione in Serie D, penso che anche tu sarai d'accordo, non è certamente facile. Non è facile fare un'altra stagione di questo livello, però stiamo parlando della Reggina, una società storica, una società che ha fatto negli anni la Serie A, quindi io gli auguro di poter salire di categoria, di arrivare nei professionisti perché lo merita, perché ha fatto molti sacrifici. Io sono stato anche lì presente, ho visto una partita a Regina Nissa dal vivo, al Granillo, ti posso dire che si respira proprio l'ambiente del professionismo, quindi vincendo i playoff avrà forse un pochettino più di speranza per essere ripescata. Poi vedremo quello che succederà a giugno-luglio quando ci saranno la formazione dei gironi di Serie C. Continuiamo a dire sempre però che i playoff dovrebbero avere un ruolo un po' più forte anche per esempio in un'eventuale vittoria della Coppa di Serie D nazionale, almeno un posto
datelo di diritto, e su questo insomma la federazione dovrebbe anche un po' rivedere certi regolamenti. Da quello che sento, sì, da quello che sento dire io, vogliono dare più importanza alla vincita di questi playoff, che poi almeno un posto lo dovrebbero dare di diritto a chi arriva tra i primi posti e poi va a vincere i playoff. Ci stimoli soprattutto per le squadre che cercano di entrare nei durante playoff. la stagione le squadre sono più stimolate a mantenere un certo standard, un certo livello alto per poter rientrare sia nei playoff e poi poterli vincere. È vero, è vero. È stato un derby calabro certamente molto intenso, qualche insomma battibecco tra le dirigenze, però poi alla fine la Regina vince 2-0 contro la Vibonese e adesso si giocherà la finalissima contro la Scafatese. Per intanto ci guardiamo gli highlights e le interviste post partita. Regina che vince 2-0 appunto contro la Vibonese. Per me oggi è la partita più bella dell'anno, perché ho detto poc'anzi, per chi non è di campo, per chi non vive con noi il campo quotidianamente, non può capire quanto è complicato vincere 5-6 partite, pareggiare, ne vinci altri 5-6, pareggiare, arriva la partita più importante dell'anno e la perdi, poi ne fai 11 di segue, sempre settimanalmente non basta, devi sempre vincere, devi a forza vincere, non puoi neanche pareggiare, e questo è così da mesi in continuazione, e adesso è così anche oggi. Dovevamo vincere, non potevamo neanche pareggiare, perché se pareggiavamo arrivavamo al 120esimo e un paio li ricoveravamo dalla squadra nostra. E sarà così anche la prossima. Dobbiamo vincere e non sappiamo cosa avremo alla fine. È un qualcosa che ti porta a una frustrazione e una rabbia così grande che oggi i ragazzi hanno giocato di rabbia. Io l'ho visto, oggi c'era rabbia perché secondo me noi meritiamo un qualcosa di importante e non ci diamo pace di quello che è successo, perché poi alla fine vai a vedere, mi sa che questa è la 20ª vittoria su 23-24 partite, io parlo ovviamente della mia gestione, non ho più parole per questi ragazzi che veramente stanno compiendo veramente qualcosa di grande. Dispiace perché poi alla fine il risultato conta e non si è arrivati ai primi, però ho già detto, non può mai essere sconfitta questa squadra qua, questo è fuori discussione. Ma io penso che questo gruppo sta dimostrando da inizio campionato di avere veramente degli attributi importanti, una forza mentale importante, perché rincorrere una squadra, arrivare dietro di un punto e farne 77 non è roba da tutti, ecco. Penso che l'abbia dimostrato anche oggi, perché comunque resettare dopo un campionato così affrontare dei playoff quando magari meritavi di vincere un campionato non è semplice, però credo che questi ragazzi, la squadra, lo staff e la società abbia dimostrato quanto ci tiene ad arrivare in Serie C, e questa è la cosa più importante di tutte. Ci hanno fatto perdere, non dico ci hanno fatto perdere loro, perché l'abbiamo perso noi purtroppo con quella partita in casa, ma il campionato poteva essere riaperto grazie a loro, che sono una buona squadra come tutti sappiamo, perché contro di noi al ritorno hanno giocato benissimo, hanno fatto una grande partita, e invece sono andati a consegnarsi lì in quel di Siracusa, quindi eravamo tutti nervosi, ma nervosi di vittoria, non nervosi in campo da picchiare, diciamo. Abbiamo avuto indicazioni ben chiare, i playoff li dobbiamo vincere, perché la possibilità di salire c'è e quindi chiunque venga qui noi faremo la guerra con tutti e cercheremo di vincere. La prossima partita mi sembra sarà contro la Scafatese, giusto? Non ce n'è per nessuno, lo ripeto, perché noi dobbiamo vincere assolutamente a tutti i costi. Dichiarazione un po' forte che ha un po' scatenato anche l'ira degli addetti ai lavori, soprattutto insomma della Regina, e in questo caso soprattutto anche della Vibonese, nonché anche quelli del Siracusa. Insomma, una dichiarazione che forse poteva essere benissimo anche evitata, poi ognuno si assume le proprie responsabilità. Allora, Regina che vola in finale per quanto riguarda i playoff del girone I del campionato di Serie D e giocherà contro la Scafatese, che è stata, secondo me, e credo che anche tu Angelo sia d'accordo, un po' una mezza delusione, perché avevano veramente investito tantissimo, soprattutto insomma nel reparto offensivo. Poi alla fine qualche risultato negativo, qualche alto e basso lo hai pagato in classifica.
Sì, all'inizio dell'anno la davano tra le favoritissime addirittura, tra i primi 2-3 posti massimo, ma doveva giocarsela col Siracusa e la Regina. Invece poi durante la stagione ha fatto qualche passo falso, hanno avuto un po' di problemi e per ora si ritrovano nella fase finale dei playoff. Però ripeto, rispetto alle previsioni iniziali un po' hanno deluso, sì. Un po' hanno deluso, anche perché poi se tu soprattutto nella parte cruciale della stagione non fai quei punti pesanti, soprattutto in trasferta, e poi alla fine nella classifica conclusiva purtroppo ti vengono a mancare quei punti che ti davano la possibilità di lottare sino all'ultimo. Se uno vuole raggiungere un grande obiettivo deve fare tantissimi punti in casa, ma anche tante fuori casa. La differenza la fanno soprattutto le trasferte. Infatti Siracusa e Regina hanno vinto tantissime partite fuori casa, e quello poi alla fine ti fa la differenza, come ad esempio il mio Milazzo, che è la squadra che ha fatto più punti fuori casa. Infatti noi fuori casa abbiamo fatto più punti, facendo la differenza nella classifica finale. Alla fine abbiamo vinto per tutte quelle vittorie che abbiamo fatto fuori casa, in cui giocavamo meglio rispetto in casa, in cui il campo non ci aiutava. Chiaro. Il mando erboso che era un pochettino rovinato, avrebbe bisogno di una bella sistemata. Avrebbe bisogno di una bella sistemata, e quindi questo certifica il fatto che se vuoi raggiungere un grande obiettivo devi essere forte in casa, ma forte anche in trasferta. Chi ha raggiunto certamente il suo obiettivo, che era la salvezza, è stata insomma il Sambiase, no? Sambiase che si è ritrovato nella pool, volendo, dei playoff meritatamente, addirittura ha vinto a Siracusa, non ce lo dimentichiamo, completando un ciclo di 9 vittorie consecutive. Poi c'è stato il crollo perché probabilmente anche la mentalità non era quella di essere al primo posto. Sì, loro sono partiti per fare un campionato tranquillo. Di salvezza, un campionato tranquillo, una neopromossa, dovevano fare un campionato sereno. E invece hanno fatto benissimo, si sono trovati là sopra, poi probabilmente un po' di calo mentale, un po' di pressione e tutto, perché una cosa è costruire per vincere, una cosa è trovarsi là. E quindi sei più allenato. Sei più allenato, perché tra poter vincere e saper vincere passa una netta differenza. Mi piace questa cosa, bravo. E quindi non è facile. Tantissime squadre potrebbero vincere in virtù del budget, del lavoro, dei giocatori e tutto, però poi la differenza la fanno i dettagli, e quello poi ti porta a vincere. E sotto questo punto di vista la Scafatese ha trovato i dettagli giusti, soprattutto in questa partita dei playoff dove ha vinto 2-0. Sentiamo anche le interviste post partita. I complimenti per primo vanno ai miei ragazzi, perché sono stati veramente dei professionisti in questo caso, perché hanno mantenuto un livello alto nell'allenamento, mantenuto un livello alto la domenica nelle partite che tu hai elencato, e oggi hanno mantenuto quello standard. Io credo che oggi questi ragazzi meritino veramente un applauso, perché a prescindere dal terzo posto oggi credo che questa squadra sia cresciuta e abbia fatto un buon campionato alla fine, anche se le aspettative erano maggiori. Però io credo che possano esserci le basi per fare bene, e quindi dal mio punto di vista adesso ci concentriamo già da martedì per quella che è questa finale contro la Regina, che è un avversario molto molto difficile, perché come squadra sono veramente forti, però sapete che questi ragazzi sono in grado di farci gioire, perciò ci proviamo, perché è una partita secca anche per loro, come lo era oggi, perciò ce la mettiamo tutta. È sempre una finale, Reggio è l'ultima partita del campionato, quindi accorrerà tantissima gente, quindi sicuramente troveremo uno scenario dove è difficile trovare in Serie D, e quindi sarò contento, perché naturalmente è passato la mia storia. Per 3 anni l'ho passati là da giocatore, da allenatore, quindi è stato un periodo bellissimo, dove sono stato bene, sono stato trattato benissimo da tutta la tifoseria, da chiunque lì a Reggio. Ancora oggi ho rapporti bellissimi. Ma a prescindere da questo, naturalmente oggi lo dico tranquillamente anche ai tifosi reggini, vengo a Reggio perché ci voglio provare, questo è fuori dubbio. Sì, voglio cominciare dalla fine. Vorrei ringraziare veramente ognuno, ogni ragazzo, ogni singolo atleta che ho avuto a disposizione in questa stagione, perché è stata una stagione veramente importante, esaltante. Nessuno aveva mai creduto, soprattutto nella parte iniziale, in questa squadra. Eravamo una delle candidate, lo voglio ricordare, alla retrocessione, ai play-out. Sicuramente non eravamo quelli che oggi dovevamo essere qui a Scafati a giocare una semifinale play-off, quindi sono orgoglioso di aver veramente
guidato questo gruppo fatto prima di uomini e poi di calciatori. Per quanto riguarda la gara, io credo che forse il secondo gol ha un po' condizionato tutta la gara, un secondo gol che a detta di chi ha visto la gara da casa era fuori gioco, però stiamo qui a parlare del nulla. Non siamo riusciti a trovare l'episodio che ci potesse rimettere di nuovo in partita. La Scafatese da squadra esperta l'ha gestita molto bene dopo il secondo gol, quindi per noi, ripeto, non avendo quell'episodio è stato più difficile cercare di entrare di nuovo forte in partita. Un plauso comunque a questo Sambiase, che è stato veramente la rivelazione assoluta di questa stagione. Nessuno si aspettava la forza, la determinazione di questo gruppo neopromosso. Perché attenzione, il fatto di essere neopromossi il primo anno in Serie D ti aiuta moltissimo. È successo all'Ocri lo scorso anno, arrivando addirittura a giocarsi i play-off per insomma, accedere ad una categoria superiore, mentre invece quest'anno ha pagato forse lo sforzo esagerato della scorsa stagione ed è andata male la stagione e infatti sono retrocessi. È passato da una grande stagione che hanno fatto l'anno scorso, da neopromossi, erano spensierati, hanno fatto benissimo. E quindi deve stare attento il Sambiase la prossima quest'anno. Speriamo che il Sambiase legge bene la situazione, si prepara bene, ma sono sicuro che lo faranno. Infatti, c'è gente importante e competente. Hanno una mentalità assolutamente pacata e forse anzi senza grilli umili, lavorano, sono competenti, quindi faranno bene. Parliamo dei play-out che sono stati un po' purtroppo tutti made in Sicily, con 4 squadre che si sono battagliate per non retrocedere. È andato male a Licata, è andato male anche alla città di Sant'Agata. Iniziamo con questa Castrum che si è ritrovata a dover battere, non dico obbligatoriamente perché aveva 2 risultati su 3, il Licata, che paga forse, dico forse, una stagione tribolata anche dal punto di vista dirigenziale. Allenatore che va via, allenatore che viene sostituito, allenatore che poi ritorna. Tutto questo non dà equilibrio per una stagione che poi alla fine si è ridotta in un play-out dove arrivi forse scarico. Arrivi scarico, purtroppo il Licata, che è una grande piazza, una piazza storica, quest'anno ha avuto degli alti e bassi enormi, ma sono stati più i bassi. Il fatto di mandare l'allenatore romano, hanno preso Coppa, poi Coppa è andato via, è ritornato romano, questo non ti dà una stabilità nel lavoro, nella crescita, a livello mentale, a livello proprio di obiettivi, di principi dentro il campo. Poi io ero anche presente, ho visto questo play-out Castrum Favara Licata, la partita è stata lottata. È stato un Licata, mi hanno detto, un po' sottotono. È stato un Licata sottotono, ma ma anche il Favara non ha fatto benissimo perché la partita era molto importante, c'era molto tensione. Loro avevano però 2 risultati su 3, può aiutare un po'. Il primo tempo è stato un po' lottato, anche se c'è stata un'occasione per il Favara con una traversa di Lapiana, ma anche il Licata è stato un po' pericoloso su qualche calcio piazzato. Poi il secondo tempo è uscita un po' più forse la qualità del Favara, hanno fatto il gol, poi hanno fatto il 2-0 e lì la partita è finita. Anche in virtù del fatto che il Favara aveva 2 risultati su 3. Anche e il Licata non aveva quella forza mentale a livello per recuperare a livello mentale c'era una netta differenza in quel momento tra le 2 squadre. È vero. Guardiamoci il servizio e abbiamo anche le interviste post partita con la contentezza di mister Piero Infantino. Vita o morte, salvezza o retrocessione, tutto in 90 minuti o in 120 tra Castrum Favara e Licata, spareggio play-out per mantenere la categoria o per scendere nuovamente in eccellenza a 2 risultati su 3. La squadra di Infantino, in virtù della migliore classifica, può invece solo vincere quella guidata da Pippetto Romano, la quale cerca un vero e proprio miracolo al cospetto di uno stadio Bruccoleri e di una cornice di pubblico particolarmente calda e vibrante. Si comincia con le immagini curate come di consueto dal nostro Giuseppe Montalbano e con un batti-ribatti molto pericoloso all'interno dell'area di rigore del Castrum Favara. Alla fine risolve Tommaso Scuffia con l'uscita bassa, ma
Se il Licata fa partire subito uno squillo è ancora più forte quello di Lapiana, conclusione straordinaria che si va a stampare sulla traversa, sembrava battuto Rossi, dall'altra parte calcio d'angolo con il colpo di testa, la palla che si perde lontano dallo specchio della porta col tentativo di Lucchese, poi ancora un tentativo da parte di un Licata partito sicuramente bene nel corso del primo tempo. Qui la palla attraversa tutto lo specchio dell'area di rigore con Minacori che non riesce a intervenire, e sul rinvio da parte di Filippo Rossi il signor Galiffidi di Alghero fischia la fine del primo tempo sullo 0-0, ai punti meglio il Licata, e con l'inizio del secondo tempo ci provano ancora gli ospiti con questo calcio di punizione, il tentativo di testa e la palla che attraversa tutto lo specchio della porta. Ci ha provato Brumat, entrato nel corso della partita, ancora gli ospiti che ci provano con questo lancio dalle retrovie, altro colpo di testa con la palla che non trova lo specchio della porta con Maimone, ma qui attenzione perché su questo lancio si fa cogliere impreparata la difesa del Licata, e allora Bontà col colpo di testa a superare Rossi, il classe 2005 porta in vantaggio all'improvviso il Castrum Favara, ed è una rete pesantissima da parte di uno dei più giovani in campo tra le file del Castrum Favara, gli abbracci con i compagni della panchina, qui strattonato leggermente Varela come vediamo dal replay, ma è bravissimo con questo colpo di testa telecomandato Bontà a battere Rossi. Sale sulle ali dell'entusiasmo il Castrum Favara, che qui con questa azione e con Sandro Baglione trova il gol del 2-0. Non poteva mancare la firma di uno dei giocatori più rappresentativi del Castrum Favara, che nel giro di pochi minuti trova 2 gol pesantissimi, esplode l'entusiasmo sugli spalti del Bruccoleri, l'esultanza di Nacho Varela e Sandro Baglione, due degli uomini simbolo del Castrum Favara, che poi cerca di sfruttare gli spazi in contropiede con Lapiana che calcia col sinistro, la palla che si perde fuori, si rammarica il numero 10 del Castrum Favara. Poi su questa situazione una scaramuccia al limite dell'area di rigore e arriva il cartellino rosso rivolto in questo caso a Lanza, rosso diretto. Poi pochi minuti dopo si stacca la rete della porta difesa da Scuffia dopo una serie di strattonamenti da parte dei tifosi del Licata. Si lamenta Scuffia, ma il direttore di gara, il signor Galiffidi di Alghero, decide per la sospensione per circa mezz'ora, poi viene sostituita la rete e si può ripartire con Lapiana che mette in mezzo il pallone. La conclusione fuori misura tentata da Camilleri, poi strattonato Varela, ma riesce a inserirsi Baglione che corre verso l'area di rigore, vede sul secondo palo Lapiana, stremato, stanchissimo, non inquadra la porta il numero 10 della Castrum Favara. Poi azione per chiudere la partita, per cercare di chiudere quantomeno con l'orgoglio del gol della bandiera per il Licata, con la sfera che viene recapitata sulla destra, il controllo da parte di Minacori, conclusione con Scuffia che difende questo clean sheet, l'ultimo della stagione, perché finisce qui la partita dopo l'espulsione di Camilleri che riporta momentaneamente in inferiorità numerica il Castrum Favara, pari rispetto al Licata, ma conta il risultato 2-0 per il Castrum Favara, che rimane in Serie D. Licata in eccellenza. Alla prossima. Ci tenevo tantissimo perché Favara mi ha rispettato in un modo straordinario. Molte persone mi hanno mandato messaggi in questa settimana, prima della partita mi hanno dimostrato stima, fiducia, credevano molto in me e io spero di averli ripagati con questa salvezza, con questa prestazione arcigna, vogliosa. E poi, come ho detto in diretta, credo che la compattezza che abbiamo dimostrato questa settimana, sintomo di intelligenza, di sensibilità, abbiamo fatto una cena con la società. Devo ringraziare Stella, capultrà degli Ultra, che rappresenta un gruppo importante questa settimana, veramente ci hanno stimolato nel modo giusto, con le parole giuste. Un avversario molto esperto, molto fisico, allenato da un mio amico, questo l'ho abbracciato perché era forse l'ultima persona che volevo incontrare nei play-out. Pino Romano non è solo un grande allenatore, è un grande amico. Sapevamo che era una squadra avversaria difficile, esperta, che sa giocare a calcio. Sui calci piazzati fanno mischia, però noi siamo stati oggi
siamo ritornati quelli che siamo stati per 3/4 di campionato, la matricola terribile, una squadra difficile da battere, forse dopo tanti mesi abbiamo vinto la partita, quella giusta, quella che ci consacra e ci dà la possibilità di mantenere la Serie D. Purtroppo il calcio leva, toglie, dà. Oggi è toccato a noi un episodio favorevole, finalmente dopo tante sofferenze, ma io ci ho sempre creduto. Ci sono situazioni che durante l'anno ti fanno capire tante cose, e quando poi succedono delle cose negative è lì che dobbiamo capire un attimo di che passo siamo fatti, e non abbiamo mollato, il mister non ha mai mollato, i suoi collaboratori non hanno mai mollato, e quindi io ringrazio lo staff, il mister innanzitutto e i giocatori per questa salvezza che ce la meritavamo. Castrum Favara che dunque rimane in Serie D, mentre ritorna mestamente in eccellenza il Licata, a cui auguriamo un pronto ritorno in campionati certamente importanti, perché sappiamo benissimo la piazza di Licata, no Angelo? Voglio dire, Licata in eccellenza stona un po'. Licata in eccellenza non è la sua dimensione, perché Licata è una piazza storica, ha fatto la Serie B, la Serie C, è sempre stata una società modello su molti punti di vista. Auguriamo a Licata un pronto ritorno almeno in Serie D. Un pronto ritorno in Serie D lo auguriamo anche alla città di Sant'Agata, che stava per compiere un miracolo, perché vai a giocare i play-out con un solo risultato, la vittoria ad Aciriale, ti porti sul 2-0, il Città di Aciriale che entra nel panico più assoluto, nel secondo tempo succede di tutto e insomma arriva il pareggio che dà la possibilità al Città di Aciriale di rimanere in categoria. Ma parliamo di due realtà che quest'anno hanno fatto un po' soffrire un po' troppo i propri tifosi, perché il Città di Sant'Agata addirittura ci aveva abituato negli ultimi anni a partecipare addirittura ai play-off anziché ai play-out. Sì, il Città di Sant'Agata negli ultimi anni aveva fatto bene, stagioni in cui aveva fatto i play-off ed era arrivato a ridosso dei play-off. Quest'anno invece ha fatto un campionato un pochettino di bassa classifica. Angelo? Questo non lo posso dire, sono cose che non mi competono, però da quello che si vedeva giustamente i risultati non arrivavano, hanno cambiato allenatori più volte, quindi poi hanno fatto i play-out e purtroppo sono retrocessi. Per quanto riguarda la Ciriale c'è da dire che è una grande piazza, una piazza importante, una tifoseria importante, la Ciriale potrebbe fare qualcosa di più, ma sono sicuro che, visto l'importanza della piazza, con la giusta programmazione e tutto, i giusti uomini, che già ci sono delle persone importanti da Ciriali, direttori importanti che io conosco benissimo, possono fare davvero bene anche già a partire da quest'anno. Però attenzione, perché il Presidente, tra poco lo sentiremo anche nell'intervista, si lamenta sul fatto che spesso e volentieri i tifosi sono troppo esigenti e spesso e volentieri forse bisogna ridimensionarsi per cercare di fare anche le cose per bene. Quando i tifosi spingono troppo si chiede troppo alla società, che forse ha stabilito un limite su quello che è il tipo di campionato che vuole fare. Sono discorsi particolari, io non mi voglio addentrare su queste cose, perché sono dinamiche che sanno. Raccontiamo però queste dinamiche, perché sono dichiarazioni. È giusto, sono dinamiche che sanno loro. Giustamente la tifoseria di Aciriale, che è una grande tifoseria, aspira e ambisce a campionati importanti. Palato Fine, abituato anche lei al professionismo, aspira a qualcosa di importante. Quindi l'importante è trovare l'equilibrio, come dico io. Anche a Milazzo quest'anno abbiamo fatto una stagione straordinaria, una tifoseria splendida a cui sono legato. Loro ci hanno spinto dal primo momento. La fortuna è stata anche che sono arrivati subito i risultati, hanno apprezzato il lavoro dei miei giocatori. La fortuna però, attenzione, te la sei andata a cercare. Ce la siamo cercata noi con il lavoro, e poi la cosa che dico sempre, io sono contento perché loro hanno apprezzato prima l'uomo e poi il professionista. Quando una tifoseria così importante, così dal palato fine, capisce a chi ha di fronte, capisce la qualità dell'uomo e del professionista, uno può lavorare serenamente, e poi se arrivano anche i risultati è perfetto. È perfetto. Guardiamoci gli highlights con le interviste, soprattutto un po' quella bollente del presidente Di Mauro. Aciriale che pareggia 2-2 contro il Città di Sant'Agata, Aciriale che rimane in Serie D.
non è stata una stagione facile, abbiamo avuto, ma come sapete, come sanno tutti, abbiamo avuto tanti problemi. Noi stessi, il gruppo squadra, è stato bravo a complicarsi la vita perché abbiamo avuto tanti match point per poter salvare la categoria e li abbiamo falliti. Però poi l'ultima settimana, cioè no, aspetta, io penso che doveva andare così, capito? Perché la stagione è stata tremenda e quando ti salvi in questa maniera è giusto che vada così. 2-0 per loro, 2-2 e siamo salvi. Questo è l'importante. Nell'ultima settimana ci siamo ricompattati, è giusto dirlo, perché c'era bisogno di ricompattarci e grazie al prof, ad Alessio Zappalà e al mister Polessi, detto Sasso, siamo riusciti a salvare la categoria perché eravamo rimasti solo noi, col gruppo squadra eravamo ovviamente tutti contro, tanti, troppi, e quindi sono andato un po' fuori dalla domanda. Voglio ringraziare veramente chi ha a cuore le sorti della Cireale. Non faccio distinzioni, tutti quelli che veramente tengono alla Cireale si meritano questa salvezza. Sapevamo cosa avevamo dentro e cosa potevamo dare. E se andiamo ad analizzare i gol, comunque sono state 2 reti subite su errori nostri, una barriera fatta a mio avviso non idonea per quel calciatore che è catalano, che era sulla palla, e quindi potevamo porre rimedio a questa cosa. Anche il secondo gol è un attimino da rivedere, però io ero sicuro di avere dentro la squadra, cioè io lo sapevo cosa avevano dentro, tutta la settimana l'hanno dimostrato, quindi il gruppo squadra c'era, la nostra strategia ovviamente poi è cambiata, la strategia a gara perché siamo in svantaggio di 2 gol e abbiamo messo dentro credo tutti gli attaccanti. Quindi l'abbiamo ripresa, sapevamo che facendo un gol, quindi accorciando la distanza, avremmo potuto comunque riprenderla completamente. E così è stato. La pressione l'abbiamo fatta, era forte, ma era forte, non è una questione di tattica, è una questione di uomini. Quando hai giocatori che veramente non vogliono... Io ieri ho detto proprio questo, c'è gente che sa come vincere le partite. E quindi questi giocatori sapevano, bastava un episodio a favore, a vantaggio nostro per poterla riaprire. Infatti sul 2-1 ci abbiamo creduto tutti, ma ci abbiamo creduto anche sul 2-0 perché abbiamo spinto come pazzi, loro si sono abbassati per ovvi motivi e l'abbiamo ripresa. Errori non ce ne sono stati, gli errori sono stati dettati dalla condizione che ci hanno fatto trovare una parte della tifoseria, dettata da loro. Perché mi hanno fatto fare la squadra, ci hanno fatto lavorare soltanto l'ultima settimana prima di partire per il ritiro. Perché hanno iniziato la contestazione, ve lo ricordo, a giugno. Dopo che abbiamo fatto un campionato, che abbiamo portato la squadra nei playoff, un bel campionato, non so per quali motivi, magari glielo chiedo a loro, ma credo che non sapranno di rispondermi, hanno iniziato sta bella contestazione, che si sono riportati fino ad oggi, l'avete visto tutti. Quindi sbagli, noi non ne abbiamo fatto, sono sbagli dettate da determinate situazioni ambientali. Un augurio chiaramente alla città di Sant'Agata di ritornare prestissimo nel campionato di Serie D e complimenti alla Cireale che invece la prossima stagione sarà di nuovo ai nastri di partenza in questo campionato, quello che verrà certamente molto ingarbugliato perché forse finalmente per la prima volta non ci sarà una squadra blasonata, no? Perché negli ultimi anni Catania, Avellino, Bari, Palermo, Trapani, insomma la Serie D è stata più una C2 che una Serie D. Ettore, non lo so, dipende dalla regina, se verrà ripescata. Speriamo no, ma dipende anche dal playout che ci sarà Foggia-Messina. Certo, c'è tutto un incastro. Quindi non si sa, vedremo quello che succederà nelle prossime settimane, vedremo quello che succederà dal playout di Serie C tra Foggia e Messina. Ci sono troppi incastri di partite, troppe situazioni che ci portano ancora insomma in un limbo di incertezze, quindi vedremo appunto quello sarà che una succederà. Bella Serie D, questo è sicuro. È vero. Ci dobbiamo fermare, abbiamo una pausa pubblicitaria e poi parleremo del playoff che ha dato la possibilità al Modica Calcio di giocarsi le finali nazionali. A tra poco.
Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antonio. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Tutto il meglio del calcio dilettantistico siciliano in un'unica grande serata. Il galà del calcio nostrano va in passerella con la premiazione dei migliori dirigenti, i migliori tecnici, i migliori atleti della stagione calcistica. Una serata esclusiva con il gotha dirigenziale e sportivo del calcio siciliano. Le eccellenze dello sport, del giornalismo e dello spettacolo. Presenta Ettore Tortorici. Eccoci rientrati per chiudere tra un 15-20 minuti questa puntata che insieme ad Angelo Bognani, allenatore vincente del Milazzo, abbiamo per buona parte giustamente dedicato al campionato di Serie D, un campionato che appunto abbiamo detto poc'anzi al ritorno in campo potrebbe riservare veramente delle corazzate anche alla prossima stagione. Sì, si prospetta un campionato difficile anche il prossimo anno, sempre legate al discorso cosa succederà alla Regina se riuscirà a andare in Serie C, sul discorso legato sul play-out Foggia-Messina, quindi può essere che ci sono entrambe, quindi certo, sarà un girone I di altissimo livello. Che poi tutto questo potrebbe scatenare l'idea degli investimenti. Quali saranno le società che a quel punto investiranno sapendo che insomma la prossima stagione ci sono quelle 2 o 3 che probabilmente proprio per piazza e per importanza sono pronti a sborsare tanto, e si potrebbe poi tutto si risolve anche dal discorso discorso economico, no? E si potrebbe ripetere qualcosa che è successo quest'anno con Siracusa e Regina che hanno fatto un campionato quasi a parte, quindi. Va bene, abbiamo già parlato ampiamente del campionato di Serie D, vi faccio vedere invece subito la schermata del campionato di eccellenza perché si sono già definiti i playoff in un certo senso nazionali. L'andata giorno 25 sarà il Gela che giocherà contro il Molise, una squadra che vince il girone di eccellenza del Molise. Attualmente ci sono i playoff. Per quanto riguarda invece la finale dei playoff regionali, lo abbiamo già detto, il Modica che vince 1-0 contro il Vittoria. Si conosce già la squadra con la quale il Modica andrà a scontrarsi per quanto riguarda la semifinale dei playoff nazionali, giocherà contro l'Elettra Marconia e giocherà appunto l'andata domenica 25 e il ritorno giorno 1 giugno. Sì. Anche questo fatto che si sono prolungati troppo i playoff, per esempio il Gela è stato fermo quasi un mese. È stato fermo un mese, ma tutto è dipeso anche da quel discorso che c'è stata una pausa di 3 settimane
tra la penultima giornata del campionato Sì. d'eccellenza e l'ultima giornata del campionato d'eccellenza. Perché c'è stato il torneo delle Sì, il regioni torneo delle e poi la pausa che era stata programmata, quindi Sì, giustamente... quindi si sono trovate quasi 3 settimane di stop e lì si sono prolungati tutti i Che discorsi. poi tra l'altro preparare una squadra, mentalizzarla, tenerla allertata con tutti questi giorni di pausa Non è facile. non è facile. Tu È penso, una cosa che l'hai ti posso dire, vissuta l'ho vissuta in prima persona perché noi siamo stati 3 settimane ad aspettare l'ultima giornata decisiva. che era importantissima. La giornata decisiva, l'ultima giornata del campionato in casa della Ionica. fatto a tenere Abbiamo allertato il gruppo? Abbiamo fatto le stesse cose, sempre le stesse cose. Lavoro, sacrificio, sorriso, non abbiamo cambiato niente. Stesso metodo di Però mi lavoro. mancava la partita. Mancava la partita, però secondo me il segreto è stato mantenere l'atmosfera alta, tranquilla, serena, senza ulteriore pressione. Abbiamo fatto sempre le stesse cose. A fine settimana facevamo delle amichevoli tra di Certo. noi per tenere un po' la gamba, il ritmo partita. Non abbiamo cambiato niente e siamo arrivati all'ultima giornata al massimo. Perfetto. Modica che tra l'altro appunto ha dovuto cercare di conquistare questo passaggio ai playoff nazionali giocando una partita impegnativa contro il Vittoria, perché insomma il Vittoria nella parte finale ha tentato addirittura l'aggancio del primo posto. Intanto devo fare i complimenti a entrambe le squadre, Modica e Vittoria, perché sono due grandissime squadre, allenate bene, con due grandi società. Noi abbiamo vinto un campionato avendo in questo girone due vere e proprie corazzate. È vero, è Quindi i miei complimenti vanno a loro, ora i miei auguri vanno al Modica che ha questa fase nazionale. Gli auguro anche a loro di salire in Serie D perché c'è una società che fa enormi sacrifici e c'è una buona tifoseria. Detto questo, c'è stata questa finalissima, Modica Vittoria, il risultato è di 1-0. Ho visto un po' la partita ed è il risultato che secondo me, senza offendere nessuno, è quello che meritava per la partita che si è Chiaramente vista. Modica giocava con due risultati. Modica giocava del con miglior 2 risultati su 3, piazzamento. ma in quella partita il Modica ha fatto meglio, ha giocato meglio, ha costruito di più. Però il Vittoria veniva da un percorso importante con Nicola Terra di recupero, quindi ha spremuto tantissimo e forse è arrivato un po' stanca alla fine, però ha fatto anche il Vittoria un grande campionato, quindi complimenti a entrambe le squadre. Vittoria che tra l'altro si è giocato anche la semifinale contro il Città di Avola, altra squadra che secondo me nel vostro girone ha dimostrato di avere grandissime qualità. Ha fatto un grande campionato l'Avola, da neopromossa, ha fatto benissimo, per una buonissima parte della stagione era proprio a ridosso delle prime 2-3 posizioni. Ed è una squadra allenata bene, costruita bene, con una buonissima società. E insieme a loro c'era anche la Nebros che per una parte della stagione era vicinissima al primo posto. Un po' la sorpresa volendo del La girone, Nebros, no? Che era una squadra che anche lei subiva pochissimo come noi, subiva pochissimi gol, quindi posso dire che nella parte superiore è stato un grande campionato. Un grandissimo campionato con un livello alto. E averlo portato a casa è un merito ulteriore in più per il vostro gruppo, giusto? Merito ulteriore in più per il nostro gruppo. Stiamo parlando del Milazzo che ha subito 11 gol, è la terza migliore difesa d'eccellenza in Italia. I numeri parlano. E per quanto riguarda le partite casalinghe abbiamo subito solo 2 gol, la seconda migliore difesa d'Italia dietro la Fragolese che ne ha subito 1. Quindi c'è un lavoro dietro, un lavoro dei miei giocatori, un lavoro del mio staff, un lavoro globale sotto tutti i punti di vista. Soltanto in questa maniera si raggiungono i risultati, ne sono pienamente convinto. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Modica 1-0 contro il Vittoria. Bisogna farla la storia e la storia dice che il giorno di San Giorgio il Modica ha sempre avuto partite da ricordare. L'ultima volta che il Modica giocò per il giorno di San Giorgio fu 4 anni fa, quando vinse a Mazzarrone e conquistò la promozione in eccellenza proprio all'ultima giornata. Oggi le circostanze del caso che hanno costretto al rinvio della festa di San Giorgio vanno a piazzare la celebrazione del santo patrono proprio in un giorno calcisticamente così importante, in un giorno da dentro o fuori. Occhio all'ora 2 naturalmente, occhio naturalmente a Carioca dos Santos sul primo palo, i pugni di Ponte per un attimo controlla, sferrazza con il tacco poi tra le mani di Ponte, si scontrano Ido Jaga e Slojkovski. Occhio perché rimangono a terra, c'è molta preoccupazione, arrivano soprattutto dalla parte di Lucas Ido Jaga,
scontro molto duro, fortuito tra la testa di Dojaga e quella di Slojkovski. Occhio perché ci vuole la barella. Gli applausi che ora sentite sono per Dojaga, che viene aiutato da Dos Santos Carioca a rialzarsi. Arken e Aldair lo stanno facendo adagiare sulla barella. Chiaramente finisce qui la partita di Lucas Dojaga, ma in questo momento la cosa più importante è che il ragazzo stia bene e che non abbia conseguenze da questo scontro, ripeto ancora una volta, assolutamente fortuito con Slojkovski. Primo pallone per il Turbo, Viegas al centro, c'è Arken. Viegas, ancora Viegas, cerca spazio per il destro, palo! C'è il palo di Viegas, occhio al pallone completamente buttato dai giocatori del Vittoria. Viegas ne ha due, il pallone filtrante, Arken, l'uscita di Malandrino, ancora un'occasione per il Modica. Il Vittoria è bravo a ripartire sfruttando al massimo gli errori in fase di impostazione del Modica, come in questo caso Palmisano, palla non facile per Cappello, viene messo giù, tutto regolare, occhio a Lucarelli, supera anche Rossi, il tiro, la parata di Ponte, occhio perché è ripartito Viegas, il taglio di Arken, lo vede Viegas, Arken, il sinistro, l'uscita di Malandrino, ancora una volta decisivo il portiere del Vittoria, poi ci prova Schembari a cercare il secondo palo senza successo. Ennesima palla rubata da Aldair, Arken cerca spazio, il destro di Arken, Malandrino in corner. Sono almeno 3 le occasioni in 28 minuti che hanno visto protagonisti il portiere francese e l'attaccante francese e l'estremo difensore del Vittoria. Parte Cacciola, traiettoria ad uscire, il secondo palo, Rossi, la rovesciata di Arken e la palla finisce a centimetri dal palo di destra della porta del Vittoria. Cacciola inseguito da Lonigro, l'esterno per Arken, Arken si impegna, arriva al primo, messo giù, calcio di rigore per il Modica. Calcio di rigore per il Modica al minuto numero 51, il sinistro di Cacciola contro Malandrino, è tutto pronto, l'arbitro fa rispettare la distanza agli altri calciatori fuori dall'area, Malandrino deve stare con almeno un piede sulla linea di porta, tutto pronto per la battuta, parte Gabriele Cacciola, il Modica in vantaggio con Gabriele Cacciola. 1-0, Gabriele Cacciola va a prendersi l'applauso sotto la curva. Francofonte, il lancio per Arken, lascia scorrere per Viegas, anticipa Sferrazza, attenzione, 2 velocità diverse, Slajkovski va in chiusura, Viegas al centro, Aldair, arriva Aldair, palla sul fondo, Modica vicinissimo al colpo del 2-0. Montefusco, la battuta lunga, la zona di Lucarelli che stacca su Messina, ma c'è Palmisano, Viegas, non ci sono ulteriori recuperi, finisce il primo tempo più lungo forse nella storia del Modica Calcio al minuto numero 62. 1-0 per la formazione di casa, decide fin qui un gol su calcio di rigore al 54esimo firmato da Gabriele Cacciola. La battuta di Cacciola nella zona di Viegas, deve girarsi Viegas, attaccato strettissimo da Sferrazza, il cross di destro di Cacciola, arriva Schembari, la volée sul fondo. Viegas riesce a mantenere il pallone in campo, attenzione Abe Viegas, che cosa ha salvato Sferrazza, che cosa ha salvato Sferrazza. Anzic recupera palla sull'Onigro, può partire con di là, Cacciola per Viegas, vediamo se Viegas punterà la bandierina o la porta, punta la porta, ancora Viegas, messo giù, guadagna un calcio di punizione che vale oro. Viegas e Cacciola sul pallone, più distaccato Francofonte, conta i passi Gabriele Cacciola, parte Cacciola, la paratona
di Malandrino che dice no al colpo del KO. Occhio al leggio, Iezzi, naturalmente Gialò che viene controllato da Marco Rossi, il movimento di Lucarelli sul primo palo, Val sul secondo, pallone che danza sulla porta e poi finisce sul fondo e arriva qui il triplice fischio dell'arbitro. Il Modica vince la finale regionale dei playoff ed accede per il secondo anno consecutivo alla fase nazionale, dove andrà a sfidare l'Elettra Marconia. Chiudiamo la partita con questi applausi reciproci tra le due tifoserie, scene che vorremmo sempre vedere sui campi di calcio. Dal Vincenzo Barone è tutto, Modica batte Vittoria 1-0, ci risentiamo per la semifinale nazionale. Domenica 25 ci saranno dunque questi due incontri, il Modica che giocherà contro questa squadra della Basilicata, mentre invece la squadra di Gaspare Cacciola, il Gela, giocherà contro la vincente dei playoff del girone del Molise. Primo turno, tra virgolette, leggermente abbordabile, poi è chiaro che la finalissima sarà un ternallotto. Allora, partiamo dall'inizio. Secondo me il Gela è una grande favorita a vincere questi playoff, perché è una grandissima squadra, una grande società, allenata bene, quindi hanno i favori del pronostico. Però, come dico sempre io, non c'è nulla di scontato, non c'è nulla di sicuro nel calcio, ma sono sicuro che Gaspare la preparerà bene. I ragazzi che hanno grande esperienza, i giocatori giocheranno alla grande, anche se sulla carta questa partita è più semplice. In una semifinale playoff non c'è nulla di sicuro. Questo è anche vero, quindi, perché poi c'è anche il gioco dell'andata e ritorno, quindi io sono sicuro che, ed è molto probabile che il Gela passerà il turno, però si deve giocare e loro si faranno trovare pronti. E per il Modica, 30 secondi? Il Modica farà bene sicuramente, perché ripeto, è una grande squadra contro questa squadra, l'Elettra Marconia se non sbaglio. Sì. Anche loro sono favoriti dai pronostici, però poi c'è il campo e bisogna giocare bene e dare il cuore, ma sono sicuro che il Modica si farà trovare pronto. È vero. È stata una puntata certamente ricca, perché abbiamo parlato di Serie D, abbiamo adesso anche chiuso la parentesi dedicata al campionato di eccellenza, abbiamo iniziato a parlare del Milazzo, chiudiamo ritornando a parlare del Milazzo. Cosa ti porti da Milazzo per tutta la tua bella vita artistica da calciatore, da uomo di campo? Allora, Milazzo mi è entrata nel cuore, lo dico sempre, lo dico a tutte le persone che mi vogliono bene, le persone vicine a me. Milazzo ho trovato tanti amici, ho trovato tantissime splendide persone, ho trovato un ambiente che mi ha fatto stare bene. Come dico sempre, Milazzo rimarrà sempre dentro di me. Però giustamente io sono un professionista, mi reputo un professionista non solo per i patentini che ho di Coverciano, ma perché vivo il calcio in maniera professionale e professionistica. Quindi se non dovesse essere nel mio futuro il Milazzo, ed sarà un'altra parte della Sicilia, un'altra parte dell'Italia, sarai pronto di nuovo ancora a metterti in gioco? Questo è vero, però Milazzo rimarrà dentro di me, perché ho trovato delle belle persone extra campo, certo, ma anche dentro il campo a livello professionale ho trovato delle belle persone, dal presidente fino all'ultimo dei tifosi, sono tutti entrati nel mio cuore, quindi al Milazzo non so quello che ci riserverà il futuro, sono cose che è giusto non parlare in questa sede, certo. Però ripeto, Milazzo è una bella piazza, una grandissima tifoseria, e a Milazzo siamo riusciti a fare, grazie ai miei splendidi giocatori, una cosa straordinaria e storica, che dopo 15 anni abbiamo riportato la Serie D in una piazza affamata di calcio così, quindi è vero. Auguro al Milazzo il meglio. Se non dovessi esserci io sarò sempre, diciamo tra virgolette, un tifoso del Milazzo, però la mia professione e il mio essere professionista mi farà sempre essere il primo tifoso della squadra che allenerò. Benissimo, sperando che adesso non esce fuori la lacrimuccia pure. No, vabbè, questo già chi mi ha visto lavorare al Milazzo sa quando io ci tengo, però ripeto, sono un professionista, mi reputo un professionista, quindi sono pronto a dare il cuore e la mia massima professionalità alla prossima squadra che allenerò, chiunque esso sia. Angelo, in bocca al lupo e chiaramente un augurio grandissimo per tutto quello che potrà succedere nei prossimi mesi. Speriamo bene, grazie per l'invito, un saluto a tutti i telespettatori, speriamo di ritrovarci subito.
dentro un campo di calcio. Grazie dunque ad Angelo Bognanni, ospite oggi nella puntata di Penalty, in onda sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold. Siamo in diretta ogni mercoledì a partire dalle 15:20 fino alle 16:20. Vi voglio ricordare che giorno 28 di maggio, quindi tra 2 mercoledì, proprio qui all'interno di Penalty presenteremo le nomination ufficiali della 12ª edizione dei Penalty Awards, il grande evento appunto del calcio dilettantistico siciliano, che sarà di scena a Caltanissetta giorno 18 giugno con ingresso gratuito alle ore 16 presso il Teatro Regina Margherita. Chiudiamo qui, grazie per essere stati con noi, ci vediamo la prossima settimana.